Quello che segue avviene fra le 11 e le 12. E allora, 20 presenti, 10 assenti, la seduta è valida. Possiamo dare inizio ai lavori. Dicevo che al comune abbiamo i servizi pubblici a domanda individuale e recita quando segue. Si propone di deliberare 1. Confermare le tariffe per la redenzione scolastica di cui all'atto di Consiglio Comunale numero 112/2006. 2. Determinare Quello che segue avviene fra le 11 e le 12. Allora scusate, se c'è qualcuno qua Quello che segue avviene fra le 11 e le 12. allora scusate, io allora sospendiamo per 10 minuti, vediamo insomma di cosa si tratta, perché ti tengo. Quello che segue avviene fra le 11 e le 12. Ovviamente non possono venire tutti. No, la delegazione di 5 persone. 5 persone il sindaco ha convocato, 5 persone. Signor sindaco, nella sua stanza? Si è un po' tranquillizzato. Quindi il sindaco, l'amministrazione e il Consiglio Comunale di Gela ha preso atto dell'esasperazione dei lavoratori dell'ex Procontrol SRL e Comeco ARL, aziende entrambe operanti fino a qualche mese fa nell'indotto dello stabilimento della raffineria di Gela SpA, preso atto della grave situazione in cui versano le famiglie dei lavoratori, estromessi dal ciclo produttivo e in attesa da ben 12 mesi della corrispondenza dei benefici previsti dalla legge, chiedono a Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, dottor Carmine Valenzi, di attivarsi per convocare con urgenza un tavolo che veda coinvolti la raffineria di Gela SpA, le parti sociali e datoriali, unitamente ad una delegazione di lavoratori, al fine di chiarire i problemi esposti dai lavoratori relativamente a mancata elargizione delle somme dovute a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria o mancata attivazione delle procedure utili al rilascio dei benefici del Quibus, verifica del criterio di reclutamento dei lavoratori assorbiti dalle aziende subentrate alle società Procontrol e Comeco. E allora per favore la riforma della votazione, 20 presenti, 10 assenti, 20 favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio Comunale all'unanimità approva il documento condiviso con i lavoratori dell'ex Procontrol e Comeco, finalizzato naturalmente a dare pieno sostegno non solo dal punto di vista formale, ma che avviso anche sostanziale, con un atto deliberativo, perché di questo si tratta, un atto deliberativo votato all'unanimità